Il presidente della regione Mario Oliverio oggi ha ripetuto in Senato ciò che dice ormai da mesi, e cioè che l'esperienza commissariale della sanità in Calabria va chiusa. I calabresi meritano rispetto. Ha esordito in commissione accompagnato dal delegato alla sanità Franco Pacenza. Dopo 8 anni, ha sottolineato il governatore, si rischia di tornare al piano di rientro per disavanzo sanitario, con conseguenze drammatiche sul servizio sanitario calabrese e sull'insieme della regione, con interventi automatici quali il blocco del turnover e l'aumento della fiscalità. La stagione dei commissari, Oliverio non ha dubbi, ha fallito. La sanità calabrese è ingovernabile, le parole sono del commissario Massimo Scura, anche per lui ieri l'audizione. Il problema della Calabria, della sanità calabrese, è, come molti altri aspetti della Calabria, prima di tutto etico, in seconda battuta culturale e poi a seguire politico e naturalmente organizzativo. Pare che Scura abbia le valigie pronte, sarà così. In Senato le sue parole però sono state davvero dure contro quello che ha definito, senza perifrasi, sistema sanità. Se in un sistema non si muove mai niente, non si assume mai niente perché qualcuno dice non ti devi muovere, se senatore Siclari, come avevo già detto io e lei ha ribadito, nei 4 ospedali della provincia di Reggio Calabria non ci sono le risonanze magnetiche, nonostante io le abbia acquistate, gli abbia detto montate, eccetera. Secondo lei perché? Perché non sono state montate le 4 risonanze magnetiche? Perché l'attacco di Locri è rotta un giorno sì e l'altro pure? Se l'è mai domandato che a Siderno c'è un privato che attacca risonanze magnetiche, questo e quell'altro e quell'altro e quell'altro, che fa un sacco di soldi? Io queste cose non le sto dicendo qui per la prima volta, le ho denunciate.